finito il tempo delle osservazioni, guardare da lontano, certe cose vanno guardate da vicino, dobbiamo essere sul territorio, presenti, bloccandoli i cantieri, come molti di noi hanno cercato di fare, per dire, al porto, a Selargius e in tante altre realtà. Questa regione non ha nessuna differenza con la maggioranza, intendo, di questa regione, con quella che oggi è minoranza. L'80% dei progetti che ci sono stati approvati da Solinas, centrodestra. C'è la firma Solinas del Tyrrhenian Link, c'è la firma di Solinas nell'80% dei progetti, è inutile stare a dirlo. Ci aspettavamo, forse qualcuno di noi o qualcuno legittimamente si aspettava una differenza, perché era stato dichiarato così in campagna elettorale dalla nostra Presidente Conte. Beh, la Presidente Conte cosa ha fatto? Assolutamente nulla, non ha prodotto nulla, ha prodotto 2 leggi che sono state cassate perché sono nate morte, non hanno mai prodotto effetti. E tutt'oggi lei nei suoi video, che sono ridicoli, completamente ridicoli, parla ancora di legge aree idonee. Nella legge 4, quindi DL 175, che lei ha impugnato, e vi dico l'ha impugnata in un modo vergognoso, perché non ha ribadito l'essenza dello Statuto sardo, dell'autonomia sarda, che è l'urbanistica, quindi l'articolo 3, comma F, lei si lagna della mancata pianificazione con lo Stato. Cosa dobbiamo pianificare con lo Stato? Noi non dobbiamo pianificare con lo Stato, noi dobbiamo autodeterminarci e l'urbanistica rimane ancora competenza esclusiva della Regione Sarda. Dal mese di febbraio, quindi ben prima della Pasqua, sono resuscitati 45 progetti. Abbiamo in corso ancora il progetto Baruni, una vergogna. Ma come? Cioè degli esseri senzienti possono pensare di fare 16 pale attorno a Baruni? Cioè non dovrebbe venire in mente a nessuno. Questa è una fase determinante dove bisogna focalizzare gli obiettivi e gli interventi, perché noi sulla colonizzazione energetica possiamo ancora incidere, allargando il consenso, diffondendo il messaggio, facendo capire anche alle persone che magari hanno un approccio diverso sulla transizione. Come funziona questo sistema? Funziona così. Col PNRR, soldi a debito che noi dovremmo restituire, vengono realizzati tutti questi impianti. Dicono contributo a fondo perduto all'80%, senza bandi, quindi non vengono messi a bando. Io vi dico che con i progettisti, loro mi parlano che i progetti sono finanziati dal 110 al 120%. Questa è la realtà. Poi ci sono i contributi che si prendono per l'energia producibile. Quelli non sono nel PNRR, quelli sono nelle bollette di tutti noi. Quegli incentivi vengono pagati dalle bollette, quindi ogni qualvolta viene allacciato un impianto di energia rinnovabile soggetto ad incentivi, vi aumenta la bolletta e mi aumenta la bolletta. Io ho da 10 anni i pannelli a casa mia. Nell'ultimo anno sto pagando, produco il doppio dell'energia che consumo e adesso sto pagando 160 euro ogni 2 mesi. Cioè, qual è l'utilità a un certo punto? Non sto pagando corrente, sto pagando incentivi, leggetevi la bolletta, oneri di sistema, ormai al 45%. È una cosa vergognosa. C'è anche la mafia. C'è la mafia, e l'abbiamo visto, c'è la mafia dei trasporti, c'è la mafia delle pale eoliche, c'è la mafia che importa dalla Cina questa immondezza, perché quello che stanno montando in Sardegna, ettari e ettari di pannelli fotovoltaici. Stavo cercando un trattore per la mia azienda, per me, e mi hanno detto è un casino perché stanno comprando tutti i trattori bassi, queste società che fanno agrivoltaico. Ha detto, perché le prendono? Ho detto, finalmente coltivano. No, perché per paura degli incendi devono pulire in continuazione. Questa è l'agricoltura, sotto i pannelli. Lo stesso giorno che hanno fatto finta di parlare della legge Pratobello, o comunque di cambiare strategia, hanno approvato allargandone le aree di accelerazione. Allora, qua 2 parole sulle aree di accelerazione, perché sono vergognose.
Nelle aree di accelerazione che sono già decise, quindi scordatevi osservazioni, scordatevi tutto, perché lì c'è solo lotta dei territori per cercare di riprendersi quelle. Perché in quel percorso delle PERS non è prevista la modifica, hanno già deciso, ha deciso l'ARERA e ha deciso l'assessore Cani, in Sardegna, di allargarle di un 20%, quindi siamo passati, potendo scegliere di tenerci il minimo sindacale vergognoso di 11.000 ettari, stiamo navigando fra i 17.000 e i 21.000. Che cosa comporta la modifica dell'accelerazione? Comporta che qualsiasi osservazione, anche degli enti istituzionali, dal corpo forestale all'ispettorato, a tutti gli ispettorati, tutte le agenzie, le soprintendenze, non hanno valore, cioè non sono, esprimono dei pareri che non sono, possono non essere presi in considerazione. Allora non è detto che una zona industriale, per me non esistono aree idonee, ma superfici idonee, per molti di noi questo deve essere chiaro, perché proprio dobbiamo invertire anche quella narrazione, perché noi solamente dal 15% delle coperture di questi tetti e anche degli altri, anche dei nostri, potremo raggiungere già 6-7 volte la quantità di energia che serve alla Sardegna e farcela rubare, perché non possiamo dire, come fa la nostra Presidente, che la esportiamo. Io esporto una cosa quando il popolo ci guadagna, o qualcuno di questo popolo qui ci guadagna Terna, ci guadagnano le multinazionali, ci guadagna la mafia, nessun sardo ci guadagna. Ci sono pochi sardi che beccano le briciole. Quindi noi dobbiamo veramente mettere da parte quelle divisioni, che è naturale che ci siano, perché abbiamo tutta una formazione diversa, abbiamo un modo di vedere magari la vita diversa. Chi è di Braga è gotta, chi è di Braga è crua, ma se non quindi causo non te ne uso, nessuno me ne produce sua, stato monosta e quindi vi saluto, grazie a tutti, buona giornata della liberazione della Sardegna e di tutti i popoli. Grazie Davide.